Buonasera dal Palazzo Maschili di Seregno, è la quarta giornata della Serie 2, il girone A, di fronte il Seregno e l'Amatori Modena, partita di alto profilo. Ho visto il risultato di martedì scorso del Seregno di Luca Giaroni, che è stato capace di espugnare il Palaceccato di Tiene per 3-2 al termine di una partita davvero di altissimo livello. Invece l'Amatori Modena ha riposato, ha giocato solo le prime due giornate con risultati altalenanti e sorprendenti, ovvero la sconfitta in casa per mano del Valdagno, che è giunta dopo che una settimana prima la formazione di Matteo Farina aveva festeggiato la qualificazione alle Final Four di Coppa Italia, e poi dopo il KO con il Valdagno del 7 di dicembre è arrivata la vittoria in casa del Roller Bassano per 3-2. Una giornata di riposo, e quindi che è quella di mercoledì, quindi fondamentalmente il Modena ha saltato solamente una settimana, quindi non ha diciamo fruito del 15 giorni di riposo. E ora poi ci sarà la pausa, ricordiamo si tornerà a giocare il 4 di gennaio. Andiamo a vedere le formazioni di questa sera, con delle assenze importanti in casa Seregno, ovvero quella di Marco Tremolada, che ha avuto un'operazione diciamo anche di routine, e quindi ha saltato martedì, salterà anche oggi. E poi anche in non perfette condizioni fisiche Mati Cirino, una botta alla spalla, quindi vedremo se ci sarà il suo impiego. Modena con Luca Moncalieri tra i pali, il portiere davvero di altissimo profilo, ha giocato una grande Coppa Italia, e se il Modena è andato alle Final Four è tanto merito proprio di Luca Moncalieri, davvero fuori categoria per quanto visto in questo inizio di stagione nella Serie A2. Con il 19 Peter Heimi, con il 17 il navigato Samuele De Pietri, con il 31 Ettore Barbieri, con il 26 Ale Cunegatti, con il 29 Enrico Pochettino, con il 5 Pietro Malagoli, con l'86 Christopher Bozzetto, e con il secondo portiere Mattia Vaccari. L'allenatore Matteo Farina. Il Seregno dunque tra i pali giocherà Pippo Dimone, e finora le ultime due davvero ottime, perché prima di vincere a Tiene il Seregno 3 giorni fa ha pareggiato qui con lo Scandiano, quindi Pippo Dimone tra i pali, e Leo Reggio si accomoderà in panchina questa sera. Poi col 44 Mati Cirino, con l'8 Andrea Duroni, con il 3 Mauro Fiazza, con il 34 Leonardo Lanzani, con il 2 Enea Pasquale, con il 7 Ricky Tessarolo. Poi Luca Tremolada è il capitano con il 17, e con il 30 Luca Vaghi. L'allenatore ovviamente è Luca Giaroni, arbitra il signor Adriano Scozia di Vercelli, con Mele il suo l'ausiliario. Dunque vediamo gli starting five del Modena, con Moncalieri ovviamente tra i pali, Pochettino, Cunegatti, Bozzetto, e dall'altra parte Ettore Barbieri. Di qua quintetto obbligato per Giaroni, quindi con Dimone, Pasquale, Tremolada, Tessarolo, Piazza, con Luca Vaghi fondamentalmente unico cambio, perché Duroni e Lanzani sono due ragazzi giovanissimi della Serie B. E dunque qui intanto attenzione, perché Mauro Fiazza prova subito a dare alla conclusione. Ricky Tessarolo, cresciutissimo anche lui, questo Seregno in questo campionato è partito malissimo, una partita a Trissino, KO per 2-7 senza davvero mai proporre un buon hockey, e invece poi il pareggio con lo Scandiano, con un secondo tempo di ottimo livello davvero. Dimone ha dovuto compiere forse una parata nel secondo tempo, al primo tempo lo Scandiano ha avuto qualcosa di più a disposizione, poi si è ripetuta a sorpresa davvero quasi un no bet il 2 del Seregno in quel di Tiene, e invece la formazione di Giaroni ha dimostrato la propria crescita. Finora 8 gare di campionato, 3 di Coppa Italia, 5 vittorie, un pareggio, 5 sconfitte in tutta la stagione 23-24. Il Seregno ha vinto 5 partite lo scorso anno, quindi l'upgrade è notevole. Occhio, perché c'è dello spazio, Enea Pasquale si impegna, arriva con i gatti, i due ex
del Valdagno. Ale Culegati, figlio di Massimo Culegati, uno dei più grandi portieri, forse il più grande portiere, sicuramente il più vincente della storia italiana. Qua Pasquale, grandissima, recupero, Mauro Fiazza, va Luca Tremolada, porta un blocco, arriva un rovescio da lontanissimo, la respinta da parte di Moncalieri, palla in tribuna e dunque rimessa laterale per il Seregno con Ricky Tessarolo. Dicevo di Tessarolo, lui invece scuola Bassano, davvero una crescita importante, così come Mauro Fiazza, invece lui con Giaroni a Lodi fino a 2 anni fa, questo è il secondo anno a Seregno per Mauro Fiazza. Ora Ricky Tessarolo dentro per Fiazza, stoppa Pasquale, Veronica Moncalieri, Seregno che è già dato al tiro almeno in 4 occasioni in questo inizio di partita. Ora Tremolada, Ricky Tessarolo carica e poi Moncalieri ancora. Seregno molto, molto bene in partita. Ingresso decisamente positivo dei ragazzi di Luca Giaroni, che sanno già che dovranno stringere i denti per 50 minuti per l'assenza di Matti Cirino. 2 gol e 4 pali l'altra sera, tiene davvero una furia scatenata, ma questo è Matti Cirino. Poi chiaro, ragazzi di 20 anni, l'unica cosa che non gli si può chiedere è la continuità. Qua Bozzetto, Pasquale, Bozzetto, gran lavoro di Bozzetto, resta lì, fallo di squadra. Scozia arriva un attimino in ritardo a sanzionare il fallo su Bozzetto, che c'è stato perché c'era comunque il contatto tra Pasquale e Bozzetto. Lui un ex Christopher Bozzetto, il fratello invece gioca nel Lodi, impegnato qua vicino nel derby lombardo tra Monza e Amatori Lodi. Ora Enrico Pochettino, a proposito di Lodi, lui ha giocato le giovanili, è cresciuto nelle giovanili giallorosse, poi da una vita ormai in Emilia. Qui va Culegatti, attenzione ai 5 secondi, ancora Culegatti, laterale di destra, pattina, alza la testa, cerca una linea di passaggio, la trova dall'altra parte della pista per Bozzetto, poi arriva Barbieri, poi ci mette la stecca Tessarolo e Luca Tremolada, va di là il capitano seregnese, anche lui fa parte di quelli dittamente migliorati alla sua terza stagione di Serie A2. La prima finì con il pescaggio, la seconda con una salvezza a un punto. Qua Enea Pasquale, catalizzatore di palline se ce n'è uno, e poi Tessarolo pattina, passo a papera, poi gira dietro porta, cerca il passaggio, c'è Luca Tremolada che stoppa la palla, gli salta davanti al bastone e quindi è un 2 contro 2. Bozzetto, finta, palla dentro, poi attenzione perché scivola Tessarolo. Qui ci potevano stare gli estremi del rigore, è stato bravissimo Riccardo Tessarolo a non andare a concludere poi la gran botta di Pasquale, palla larga. Seregno con una sorta di inusuale catch and shoot, ci tiene molto a scendere e concludere non appena ha lo spazio. Dall'altra parte Moncalieri, l'incubo della Coppa Italia, perché ricordiamo il Seregno qui nel girone ha chiuso in terzo posto, con 3 vittorie, eloquente il 5-0 al Correggio e il 3-2 allo Scandiano, ha battuto il Pico e poi ha perso proprio qui con il Modena, un'altra partita in cui ha costruito molto, nei 100 minuti di Coppa Italia sostanzialmente ha costruito di più il Seregno dell'Amatori Modena. Insomma 4-0, 4-1, i due risultati delle due partite sono eloquenti e con merito l'Amatori, la squadra giallo-blu, l'anno prossimo festeggerà, la Società Sportiva Amatorino Modena è nata nel 45, l'anno prossimo festeggerà gli 80 anni dalla nascita di questa squadra, che ha vinto 2 scudetti, è stata un po' la culla dell'hockey italiano per tutti gli anni, dagli anni 50 fino agli anni 70. Ora Pasquale, finta controfinta centrale, poi scarica Tessarolo, il passaggio è un po' lento, Ricky Tessarolo se l'allunga, poi viene attaccato con veemenza da Pochettino, i due lottano, arriva Luca Tremolada, si lotta sotto gli occhi di Scozia che non fischia niente, bravo l'arbitro a lasciar giocare perché poi era diventato un 2 contro 2, Fiazza da quella parte al rovescio e poi arriva Ettore Barbieri, forse
per la qualità tecnica individuale forse il migliore del Modena, Ettore Barbieri, anche se in questo ingresso di partita ancora non ha fatto fatica. Pasquale ora va a cercare giro a 3, chiama Luca Giaroni, c'è Ricky Tessarolo marcato da Pochettino al quale rende una ventina di centimetri scarsi. Ancora Pasquale, centrale, finta scarico, Fiazza, arriva al blocco di Luca Tremolada. Avete visto come il Modena si è accentrato e è andato a chiudere in 4 centralmente, qui 6 secondi. La Veronica di Mauro Fiazza, scolastica, centrale ma efficace nel far recuperare i 45 secondi. Ora il Tessa che mette dentro una gran pallina, vicinissimo, questa è la palla gol più nitida della partita. 5-20, gran palla di Pasquale per Tessarolo, è davvero azione interessante dei ragazzi di Giaroni, che in questo inizio partita, come è accaduto tra l'altro nelle 2 sfide in cui vi parlavo di Coppa Italia, perché alla fine qui ci si trova contro per la terza volta nello spazio di un mese abbondante. Fallo di squadra su Cunegatti da parte di Pasquale, è il secondo contro il Seregno, che avendo chiaramente rotazioni ridotte magari farà più uso del fisico, e quindi ci sta che la situazione falli si aggravi più sul Seregno, non con il Modena. Ora Barbieri dietro porta, c'è Fiazza che va poi a cacciare proprio Barbieri, lo costringe a uscire, poi bravo un pochettino a recuperare la zona dietro porta, la Veronica, e Pasquale si trova la palla perfettamente sulla stecca, gancio contro gancio, ha agganciato ed è penalty. Bravissimo Enea Pasquale nello stoppare, nel ripartire in velocità, poi il gancio, il controgancio, il fallo inevitabile mi pare di Ale Cunegatti. Dai 5:40 avrà un'occasione importante e va proprio Enea Pasquale sul dischetto dei 5:40. E dunque Seregno con la possibilità di passare avanti con una conclusione da ferma. Momento di tensione, adesso Luca Moncalieri è andato a prepararsi. Queste pause fanno solo ed esclusivamente bene al Seregno, di cui vi raccontavo questa sera l'assenza di Marco Tremolada, che tanto bene ha fatto in Coppa Italia, è stato il capocannoniere del Girone A. Ora dai 5:40 Pasquale contro Luca Moncalieri. Si prepara, qualcuno ha urlato come nei video perché ovviamente Luca Giorni le studia. Ora silenzio glaciale, palla Somaschini, Enea Pasquale chirurgico sotto l'incrocio dei pali, e per la prima volta dopo 106 minuti di partite tra Seregno e Modena in questa stagione, il Seregno riesce a passare in vantaggio. Rigore chirurgico di Enea Pasquale, 1-0 per il Seregno. Sono trascorsi 6 minuti e 9 secondi. Se c'è un rigore perfetto, tirato davvero in maniera perfetta, è quello di Enea Pasquale. E dunque il vantaggio meritato per la squadra di Luca Giaroni. E ora c'è dopo il vantaggio anche il time out proprio di Giaroni, che ne spreca uno subito. C'erano state tante pause, il rigore era una situazione in cui ci si è fermati, e adesso vuole fare tenere i ritmi bassi alla partita. È un fattore che gioca in favore della squadra di casa. Ora tu vedete il time out e anche Dimone con Leonardo Reggio. Guardate la collaborazione che c'è sempre tra i portieri.
con Dimone e Reggio che si vanno a parlare. Sì, i due sono molto amici, già la seconda stagione insieme e sono entrambi titolari. C'è stato il momento in cui ha giocato Reggio e ha fatto 120 minuti di imbattibilità con Pico e Scandiano, più i restanti minuti proprio della partita col Modena. E ora tocca a Dimone che con lo Scandiano ha giocato la solita partita solida, è stato mostruoso parando anche i due rigori. E insomma, poi il punto di forza, soprattutto in un campionato equilibrato come la Serie 2, la fa i portieri. Ora Tessarolo molto bene su Bozzetto, poi Barbieri, Pasquale su di lui. Barbieri una mano, protezione di palla, ancora Barbieri, c'è Fiazza al posto giusto e costringe Pochettino a rientrare nella propria metà pista con i Gatti che mentre gioca parla col proprio allenatore. Infatti si stanno dialogando, vedete qui sotto proprio la parte inferiore della pista. Allora Tessarolo e Pasquale, va Enea Pasquale per Fiazza, posizionato a uomo ma per una frazione di secondo un rombo. Tessarolo finta, poi tocca male la pallina e consente, vediamo se il recupero Cunegatti, lotta ovviamente c'è, il recupero di Bozzetto, alza la testa, cerca la linea di passaggio ma un pochettino era a fermare Fiazza e quindi non c'è stata la profondità cercata da Bozzetto proprio in fase di recupero. Ora Cunegatti, laterale di destra, fuori, mette in mezzo una pallina, su Bozzetto c'è Tessarolo, ancora Tessarolo e Cunegatti che riesce dalla dietro porta. Enrico Pochettino trova aggancio e poi deve costretto a ritornare ancora da Barbieri. Barbieri, Pochettino. Gira dietro porta, ma lì far gol a Dimone è molto molto difficile. Ora su Pochettino c'è proprio Luca Tremolada, i due fisico imponente, insomma vicino al 1,90 m per entrambi. Ora Cunegatti e proprio un Pochettino, effettivamente stavo notando come comunque a livello fisico sia molto equilibrata la situazione tra le due squadre. Bozzetto per Pochettino, metà pista, 14 secondi alla fine, ancora fatica ad arrivare dalle parti di Dimone. Cunegatti allo spazio per tirare, Dimone reattivissimo col guanto. Tessarolo, il gancio di Tessarolo, poi bravo Bozzetto a recuperare, poi Luca Tremolada compie un numero, forse c'era anche il fallo di Barbieri per uno schiaccio in balaustra, ma ha fatto proseguire Scozia. Fiazza, ottimo recupero di Luca Tremolada. Pasquale proprio per il capitano dei biancoverdi, Fiazza non ha spazio per tirare, si va da Tessarolo, si torna da Enea Pasquale, sale per un blocco Tremolada, ancora Tessarolo, poi Fiazza con rovescio, dentro la deviazione, attenzione perché recupera la palla che danza quasi sulla riga e la libera. Non ho visto se Cunegatti o Barbieri, ma situazione pericolosa. Luca Tremolada, la palla a lato di due dita, ancora vicino al gol il Seregno che adesso rientra molto bene. Per Pochettino non c'è possibilità di correre, vicinissimo al 2-0 il Seregno in due occasioni. Seregno che ha tirato in porta molta più frequenza. Dimone un paio di parate, adesso Barbieri che si allaccia con Pasquale che viene colpito credo alla stecca dietro la nuca. Sconto fortuito tra i due, insomma. Pasquale ne approfitta anche per riprendere fiato. È tutto a posto da casa, ragazzo è letteralmente d'acciaio, davvero. Se c'è una cosa che non manca a Pasquale, a parte la qualità di gioco, è proprio la garra. Infatti si sta parlando con Barbieri, ovviamente i due si conoscono bene. Pochettino, palla proprio per Barbieri che si gira, mette in mezzo una gran palla ma era un filo in ritardo Bozzetto. Poi già di là Luca Tremolada, gancio e Barbieri recupera, ma poi arriva con un fallo di squadra
fischiato a Tremolada qui, fiscalissimo Scozia, che aveva perso palla a Luca Tremolada. Pochettino per Christopher Bozzetto, ancora Barbieri. Bozzetto alza la testa, va da Barbieri, laterale di sinistra e poi Pochettino. Piazza Pochettino, gira, Veronica si rigira, bravo, gancio contro gancio, ma poi la pista lì è finita e non c'è proprio spazio, si è messo in proprio Enrico Pochettino. Qui Cunegati stoppa col stecca un po' piegata, la palla gli salta sul piatto del bastone, scavalca anche la balaustra, palla fuori. Noi andiamo a vedere anche il programma di questa Serie 2, interessantissima, più nessuna squadra a punteggio pieno, equilibrio che è pressoché totale. Breganze Trissino domani alle 18, Correggio Tiene e Valdagno Montecchio, tutte domani alle 18. L'unica che si gioca in sabato sera è Seregno Modena, esattamente come martedì. L'unica che si è giocata martedì è stata il Seregno, che ha vinto a Tiene. Poi andremo magari ad analizzare le altre partite, e un girone A davvero equilibratissimo. Ora Fiazza allo spazio, Luca Tremolada vicinissimo al gol con la deviazione, poi bravo a tirare contro Moncalieri che deve chiudere. Altra palla gol del Seregno, che è il raddoppio, ci è andata vicino tantissimo. Ora Barbieri per Pochettino, è entrato Luca Vaghi, è uscito Ricky Tessarolo, potrebbe essere questo l'unico cambio disponibile. C'è un 2009, ovvero Luca Vaghi, che davvero Duroni e Lanzani non hanno mai giocato in Serie 2, non sono ancora pronti per il debutto nella categoria. Qui Nea Pasquale che ha recuperato la pallina, ha giocato ancora i 45 il Modena, obbligato dal Seregno. Palla sul secondo palo, ancora Luca Tremolada, prima a sinistra adesso a destra, deve dribblare anche Scozia e poi esce e trova Vaghi, che è bravo, entro i 5 secondi, il 2009 della cantera seregnese, ad andare dall'altra parte della pista in emergenza. Seregno molto bene in questo primo quarto di partita, che è volato via 1-0, gol di Pasquale su rigore. Adesso Barbieri, il classe 2005, sta palla fuori invece di Enrico Pochettino. Ancora Barbieri per Pochettino, dietro porta c'è Luca Tremolada, va a scaricare proprio per Christopher Bozzetto. Bozzetto invece ha un 2002. Pasquale, gran palla per Vaghi che parte alle spalle di Pochettino, un attimo in ritardo, poi è troppo lezioso, ci mette tanta energia Pochettino, che adesso prova a dare un po' di spinta ai suoi. Tremolada, Fiazza dentro, Vaghi, anticipato proprio da Pochettino, si è aperta la partita adesso. Ci sono state 2 ripartenze, però Barbieri decide di non correre. Il Vaghi ha capito, a parte che ha capito già da tempo cosa significa la categoria, ma ha visto arrivare Pochettino al doppio della velocità e dell'intensità nell'impatto, e non c'è stata proprio, c'è gioco, ma è un 2009 che merita già tantissimo. Qua attenzione, l'errore di Dimone, serve lui Bozzetto, e qua il Modena che ha l'occasione più grande, un errore clamoroso di Dimone che l'ha respinta lì davanti. Poi riesce Luca Tremolada ad amministrare, attenzione al Seregno, Fiazza spazio, Fiazza Veronica, una mano, deve arrivare Moncalieri, così un po' alla Crudeli. Ieri tra l'altro era il compleanno di Roberto Crudeli. Una Veronica a una mano, era proprio uno dei piatti forti, il palo di Cunegatti. Adesso Seregna un attimino in apnea, indubbiamente.
Deve aver preso una botta anche Luca Tremolada. Un attimino di Fiazza su Bozzetto. Modena che adesso ha concesso qualcosa ma spinge. Attenzione dietro porta, ancora Barbieri, trova dentro la conclusione di Bozzetto e qui non ha funzionato l'asse difensivo seregnese. Ora Vaghi è solo contro tutti e deve andare a giocare e poi portare blocco per Fiazza. Fiazza gira dietro porta, 9,50, deve rifiattare adesso il Seregno che ha fatto 3-4 volte un avanti e indietro. Adesso probabilmente vedremo Tessarolo, un cambio, eccolo qua Tessarolo che è entrato, lo stavo chiamando Tessarolo per Luca Tremolada, è avvenuto il cambio che immaginavo e Luca Tremolada respirerà un po', vedremo sicuramente o Fiazza o Enea Pasquale fuori per qualche minuto. Pasquale dalla propria metà pista lancia contro Bozzetto e poi palla in corner e scadono i 45. Vediamo se c'è un cambio in casa modenese. Sì, e infatti esce Bozzetto e vediamo che entra Pietro Malagoli. Pietro Malagoli classe 2004, ora un gol in Coppa Italia. Per lui Pochettino e Barbieri, poi proprio Malagoli che va quasi a disturbare il compagno. Ora Pochettino mette dentro una gran pallina, Fiazza brava, una mano a difendere, perfetto finora la fase difensiva del Seregno. Ora Vaghi che va su Pochettino, poi intelligentemente aspetta Cunegatti. Pochettino non tira dalla propria metà pista ma mette in mezzo una pallina che è preda di Ricky Tessarolo. 8,29 alla fine di questo primo tempo, finora decide il gol di Pasquale. Ancora Pasquale, qua Vaghi va per terra, Tessarolo e poi la gran parata di Moncalieri. Cunegatti aveva lasciato uno spazio a Tessarolo, occhio a Barbieri, cade Fiazza ma poi è Vaghi che alza la testa e vediamo, non corre Vaghi e gioca con i compagni come il suo solito fare. Palla gol ancora per il Seregno che veramente ha avuto almeno 4 nitide occasioni per passare con Luca Tremolada, adesso con Tessarolo e Fiazza. Di là Dimone su una gran parata, Tessarolo così sbuccia, la schiaccia da dietro porta, recupera Cunegatti. Poi Tessarolo toglie la pallina, che Fiazza lì a porta vuota, fallisce il 2-0 il Seregno. Non se l'ha aspettata neanche lui, Mauro Fiazza ha avuto la pallina da un passo con Moncalieri fuori posizione. È un Seregno ottimo che merita il vantaggio, che lo sta consolidando, però che fallisce troppo davanti alla porta di Luca Moncalieri. Davvero molto molto bene i primi 18 scarsi di questo Seregno. Un po' a vedere, andiamo a vedere cosa succede sulle piste di Serie A1. Monza, Monzalodi 1-1 a Galimberti, subito ha risposto Fernandes, 0-0 tra Follonica e Centro. Il Centro Giovani Calciatori Viareggio, il Forte avanti 2-0 sul Grosseto, il Valdagno sta vincendo 3-2 a Giovinazzo a 8 dalla fine. Hanno segnato ragazzi molto giovani, Nicolò Crocco che è un 2005 e Paolo Calamaria, oltre a Thiago Sanchez che è uno dei migliori giocatori di questo campionato in coppia con Giuliano Giuliani, doppietta di Paolo Calamaria da Giovinazzo. Come vi dicevo, in questa Serie A2 Berganze Trissino, Correggio Tieni e Valdagno Montecchio riposa allo Scandiano, ha vinto a Pico Mirandola 5-0, scusate, nell'anticipo delle 18 perché il Pico gioca in casa alle 18. 5-0 dunque per lo Scandiano con il Pico, tripletta di Herrero, doppietta di Roja.
5 gol tutti stranieri per la formazione di Enrico Mariotti. Ma torniamo qui, 7 alla fine, tondi tondi, segno avanti 1-0 con gol di Pasquale. Ora Vaghi lascia a Tessarolo, Tessarolo gira dietro porta, prova il passaggio in profondità per Pasquale, finta il tiro e scarica Luca Vaghi, che poi stoppa male la pallina, viene attaccato da Pietro Malagoli, ma è bravissimo a recuperare Vaghi, molto bravo. Poi Fiazza, Tessarolo è schiacciato, 6 secondi, Pasquale davanti a sé, Cunegatti, toccato il portiere e quindi è possesso del Seregno, che può ripartire con Mauro Fiazza. Anche un po' di control game per la squadra di Luca Geroni, che finora ha avuto un'interpretazione perfetta a livello tattico del match, con un inizio molto intelligente e aggressivo, poi anche una parte in cui si è giocato un po' a... Qua intanto Pasquale gioca con l'abilità di Luca Moncalieri. Qui Scozia, non ho capito cosa abbia fischiato, perché l'ha stoppata Nea Pasquale con la stecca non sopra il 1,5 metri. Scozia qualcosa dice a l'arbitro Vercellese, qualcosa dice a Pasquale. Pochettino, una palla morbidissima dentro, poi con l'interno destro molto pulito. Mauro Fiazza porta un blocco alto Vaghi, Fiazza, c'è Pasquale che porta il suo uomo e quindi consente il recupero di Enrico Pochettino. Ancora Pochettino, davanti a sé Fiazza, poi si ferma contro Barbieri, ancora Pochettino, fa protezione Vaghi, fallo di squadra, vero? Se fischiamo tutti questi falli di squadra, caro signor Scozia, arriviamo a casa con 40 falli di squadra, perché ogni colpo così velleitario sulla stecca in uno sport come l'hockey, se non c'è un minimo di dolo, davvero non si arriva a fine della partita. Quarto fallo di squadra, lo dico a livello generale, perché finora ha arbitrato perfettamente, però ora Bozzetto entra bene, Pasquale ha una grande fase difensiva di Enea Pasquale, davvero ottimo il suo apporto, giocatore che è arrivato dal Trissino e si è messo in mostra subito per la sua immensa dote tecnica, per la grinta, la gran voglia, e vedete qua la ripartenza. Malagoli su di sé, viene attaccato, ma poi rifinisce Fiazza che dà a Tessarolo sulla corsa, Tessarolo il gancio e poi deve intervenire ancora Moncalieri. Bozzetto molto bene, il rovescio di Bozzetto, il pattino di Pasquale, palla in tribuna. C'è sempre Nea Pasquale in queste chiusure, sacrificio e abnegazione per il 2 di maglia seregnese. (4:43) alla fine del primo tempo, decide proprio Nea Pasquale un rigore chirurgico del ragazzo nativo di Valdagno. Ora Pochettino, finta, lascia lì Tessarolo, ma va a scaricare per Malagoli, gioco dietro porta con Bozzetto che si libera, Dimone chiude molto bene il palo e Pasquale recupera, ha una linea di passaggio, Fiazza 2 contro 1, c'è Vaghi solo, Vaghi! Moncalieri! Ancora palla gol per il Seregno, che ha avuto un 2 contro 1, il primo 2 contro 1 della partita, e Vaghi da 2 passi tirato quasi addosso a Moncalieri. Bravo il 2009. Ottimo davvero il primo tempo del Seregno, che è avanti solo 1-0. Ora Bozzetto e poi ha una mano Mauro Fiazza, gli sradica pulita la pallina dal bastone. Nea Pasquale, passaggio di 25 metri sulla stecca per Luca Vaghi, gioca sul velluto, adesso il Seregno, spazio, Pasquale, diagonale, la palla larga, una spanna alla sinistra dell'incrocio dei pali di Luca Moncalieri, preso la mira Nea Pasquale che poi gira, esce da dietro porta, lo guarda a vista Cunegatti, Luca Vaghi davanti a sé, Pochettino che attacca Vaghi e il fallo di squadra, il primo dopo 22 minuti, arrivato a favore del contro il Modena. Fischiato dal signor Adriano Scozia. Pasquale e Fiazza, 3:20 più Fiazza carica, poi trova Malagoli e i suoi parastinchi, poi parte, c'è Pochettino, finta, incrocio del traffico,
Pochettino, bravo Enrico col rovescio, non trovando una soluzione offensiva si è messo in proprio, ma è una soluzione che dopo una decina di minuti in cui ha giocato per la squadra è nettamente falloso l'intervento di Pochettino su Vaghi, lo ha spinto e poi c'è stata una mezza steccata sul 2009. Vaghi in pista da tantissimi minuti. C'è fuori Luca Tremolada ma non è sul cancelletto e quindi probabilmente si andrà a riposo con questi 5. Vediamo, però si sta scaldando Luca Tremolada. Tessarolo prova una mano davanti a sé Bozzetto. Tessarolo che poi se la porta via col patio. Tessarolo ancora, gran numero di Riccardo Tessarolo. Pasquale però la conclusione gli esce male, finisce sulla stecca proprio di Bozzetto, poi Pochettino carambola su un pattino e Bozzetto nell'angolo per Pochettino. 2:22 alla fine. Cunegatti, esce Bozzetto e poi Vaghi, poi c'è questo taglio, la conclusione ottima da parte di Pochettino, ma lì c'è Dimone, occhio Fiazza, 1 contro 1 con Cunegatti, bravo Cunegatti a intervenire, poi arriva Moncalieri che serve Malagoli che alza la testa, non trova la linea di passaggio, allora supera la metà pista, prova con una buona idea centrale Cunegatti, ma Malagoli non se ne avvede, aveva tagliato fuori Fiazza che era rimasto sulla sua sinistra, una palla interna avrebbe lanciato Cunegatti in area, Malagoli non è riuscito a trovare il timing e poi Fiazza che ferma ancora una volta Cunegatti con il pattino va a recuperare. 1:35, 1-0 di un bellissimo Seregno, qui scivola Tessarolo, palla persa e può ricominciare Rico Pochettino dal fondo della propria pista con un passaggio di 40 metri per Malagoli. Fiazza ha vita facile, però arriva Bozzetto. Modena anch'esso fondamentalmente senza cambi perché non abbiamo visto Petereini lì fermo, poi chiederemo Lumi se ha un problema, ma se non sbaglio viene anche da un infortunio. Qui Tessarolo è per terra, fallo fischiato da Scozia, è il secondo contro il Modena, 4 contro il Seregno di un primo tempo d'alta intensità in cui il Seregno ha interpretato il gioco dell'hockey alla miglior maniera possibile. Luca Vaghi e Mia Pasquale, palla non look, pretenziosa, stava aspettando l'uscita da dietro porta di Tessarolo, ma poi si addormenta il Modena, altra palla persa che è recuperata da Pasquale. Tessarolo 40 secondi, sembrava un Seregno che pensi più a far trascorrere i secondi che non ad andare fino alla fine. Ci sono un paio di decimi di discrepanza tra il cronometro dei 45 e quello della partita. Tessarolo, Vaghi, Pasquale. Adesso ci sono 2 giocatori dietro la metà pista, poi va con una pallina intelligente Nea Pasquale nell'angolo, Tessarolo la lascia lì, arriva Malagoli, 20 secondi alla fine, il Modena allora avrà l'ultima azione. È rarissimo che l'hockey, una squadra a 40 secondi alla fine, riesca a costruire un tiro, ma poi arriva Luca Vaghi, scipa all'Arsenio Lupin, la pallina a Bozzetto, Veronica di Enea Pasquale che però lancia Cunegatti, palla persa, Cunegatti, Pochettino, 3 secondi alla fine, Tessarolo libera e il primo tempo si chiude 1-0 e attenzione perché è un 1-0 che va molto stretto ad un Seregno perfetto che ha sbloccato la partita dopo 7 minuti con un rigore chirurgico di Enea Pasquale, quindi ci si rivede tra 8 minuti e per un secondo tempo che davvero promette scintille.
Il coraggio di affrontare le sfide traccia la strada per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. La passione rende unico ogni momento. Condividiamo le emozioni che solo lo sport ci regala. Le lacrime versate sotto la pioggia, la gioia di una notte indimenticabile. Stadi, città, persone, tutti protagonisti del gioco. Insieme camminiamo lungo le strade che abbiamo costruito e raccogliamo i frutti seminati nel nostro percorso. Responsabilità e determinazione ci migliorano, ma soltanto uniti contribuiremo a una migliore visione del mondo. Per vedere crescere i giovani talenti, per dare voce alla passione comune, per essere pronti a tendere una mano. Costruire insieme qualcosa di significativo è il motivo per cui scendiamo in campo. Perché lo sport è un terreno fertile dove far crescere qualcosa di importante, per fare davvero la differenza. Lasciamo il segno, insieme.
Bentornati al Palazzo Maschini per il secondo tempo di Seregno Amatori Modena. 1-0 il gol di Enea Pasquale per un Seregno che ha giocato veramente un grande primo tempo, un gol su rigore, ma almeno 4 occasioni nitide, come sempre accade sugli scudi di Luca Moncalieri, portiere, per quanto visto in questa prima parte di stagione, che tranquillamente potrebbe giocare nella Serie A1 e anche ad alti livelli, perché non ha un punto debole, grande reattività, grande occhio, partecipazione alla ripartenza, palle alte, fisico, davvero un portiere di altissimo livello Luca Moncalieri. Ora si sta preparando Pippo Dimone, che come Moncalieri la 1 l'ha anche vista, e a differenza di Moncalieri la 1 l'ha anche vista, ed sta giocando veramente un gran periodo, l'1-1 con lo Scandiano, il 3-2 di Tiene, e stasera 1-0 primo tempo, anche se il Modena non ha attaccato tantissimo. Intanto c'è Peter e Imi, quindi davanti a Moncalieri, Bozzetto, Pochettino e Imi e Ettore Barbieri. Invece Fiazza, Pasquale, Vaghi e Tessarolo, con Luca Tremolada che ha avuto un piccolo problema all'adduttore, quindi già non c'è Marco Tremolada, manca anche Matti Cirino che ha avuto un problema alla spalla a 6 minuti dalla fine della partita col Tiene, ha veramente tenuto duro, però difficilmente verrà impiegato se non in casi veramente di assoluta urgenza. Ma poi quando si ha un problema alla spalla in uno sport come l'hockey, in cui le rotazioni e i contatti sono fondamentali, insomma è davvero difficile, se non impossibile giocare ai massimi livelli. Ora Pochettino si libera, è una gran conclusione, palla larga di Monera, un filo in ritardo. Ora Peter Eimi attaccato da Enea Pasquale che gli soffia la sfera, ripartenza, poi con classe supera la metà pista, non c'è un passaggio perché sia Fiazza che Vaghi si fermano alti. Ora Tessarolo che carica, la conclusione non è potentissima, ma è bravo Tessarolo, poi a recuperare Tessarolo e ancora la palla, gol del Seregno. Il secondo tempo si riapre come si era chiuso bene o male il primo, cioè col Seregno pericoloso dalle parti di Moncalieri. Modena sottotono, devo essere sincero, ma ne parlavamo prima anche con Davide Malagoli e con il presidente Moncalieri, insomma le facce non erano sicuramente quelle soddisfatte, non potrebbe essere altrettanto, perché davvero il Seregno sta giocando una gran partita, ma forse il livello del lavoro dei ragazzi di Luca Giaroni, che con il lavoro sono migliorati. Occhio tanto Peter Eimi, Fiazza, c'è Barbieri, mancano 2 secondi, Barbieri mette in mezzo una pallina, poi colpisce la schiena Pasquale e c'è rigore, dunque un rigore del tutto casuale per il Modena. I due erano girati, non so se riusciamo a rivederlo, perché è stata una situazione davvero, i due erano girati. Qui Scozia ha avuto una palla, ha colpito la schiena, poi si sono presi sia Pasquale che Eimi, forse aveva anche la posizione Pasquale. Per Scozia c'è rigore e dunque va Bozzetto contro Pippo Dimone, rigore non è assolutamente rigore, perché Pasquale ha la stecca sulla sfera, abbaglio colossale dell'arbitro Scozia che ha donato un rigore e arriva un pareggio su un rigore inesistente regalato all'Amatori Modena, assolutamente inesistente. L'1-1 di Bozzetto, Seregno che anziché essere avanti di 3-4 gol si trova sull'1-1 con questo raso terra di Bozzetto. È davvero un rigore che Scozia ha visto, ma che non ha nessuna base, nessun fondamento. E l'1-1 ora però vede bene questo blocco di Vaghi che si allaccia con Barbieri. 1-1, Modena non merita assolutamente di essere sul pareggio dopo 2 minuti del secondo tempo, per quanto visto fino adesso, ma insomma l'hockey è così. Ora Pochettino, Eimi e Barbieri, ancora Peter Eimi per Pochettino, davanti a sé Tessarolo, chiude la doppia Fiazza, taglia Bozzetto, bello il passaggio, ma è Vaghi che riparte come al solito, supera la metà pista
e aspetta i compagni per giocare. Piazza. Pasquale centrale, palla in profondità proprio per Vaghi, ma è Barbieri che riparte. Pochettino davanti a sé, Pasquale, bravo Pochettino a mettere dentro questa palla. Poi Pippo Dimone con la stecca, la domestica, va a servire Vaghi. Tessarolo, Moncalieri, palla in tribuna. Azione partita da Dimone e la gran parata di, come spesso accade, di Luca Moncalieri, davvero nipote di Puccio Moncalieri, classe 2001, ancora giovanissimo, ora Piazza, poi a una mano si mette in proprio contrasto e la palla toccata da un giocatore. E dunque Modena che può ripartire, 21:40 alla fine, vita lunghissima. Ora Pochettino, Ettore Barbieri, e Pasquale che riparte, Vaghi davanti a sé, Imi, Vaghi, Pasquale, mezza virata dentro, Tessarolo, la palla di taglio, che pallina, ha dato Enea Pasquale a Tessarolo, il gioco poi di Tessarolo di tocco, la sfera alta, 3 dita sopra la trasversale della porta di Moncalieri, ancora vicino al Seregno, che una mezza dozzina di palle gol colossali in questa partita le ha messe insieme, ma manca proprio il killer instinct ai ragazzi di Giaroni, privi, ricordiamo, di Marco Tremolada e di Mati Cirino in questa partita. Ora Barbieri che getta via una pallina e può recuperare Pasquale che va dall'altra parte. Moncalieri deve intervenire sul velo di Vaghi, che ora deve uscire in 10 secondi, se gira dietro porta ne manca 1, 35, palla per Dimone, Tessarolo che non interviene, c'è il giro dietro porta di Barbieri, poi Dimone che però serve un pochettino, bravo Enrico Pochettino, ma poi arriva Tessarolo che lancia Piazza, è un 3 contro 3 dall'altra parte centrale, abbassa la testa, tira sui pattini di Piazza, di Imi, poi Bozzetto velocissimo, poi Piazza recupera il proprio errore, poi Bozzetto ha un ginocchio appoggiato al parquet e quindi concede il possesso al Seregno. Bozzetto per Barbieri che riesce a mantenere l'equilibrio e poi va a giocare con Pochettino. C'è Amy Pochettino per Amy, Pochettino la deviazione, poi proprio Peter Amy, ex giocatore anche del Correggio. Poi di prima arriva Tessarolo centrale, gancio contro gancio, ancora Tessarolo riesce a fare possesso, qui c'è la carica di Pochettino, poi Tessarolo raddoppiato, la palla resta lì a Barbieri e Modena che riesce a fare possesso. Pochettino pattina, Piazza lo contiene nonostante le lunghe leve e Imi colpisce, Parastinchi di Vaghi concede a Tessarolo che però scivola. Era un 2 contro 1, poi Tessarolo e Pasquale in 2 su Barbieri, ancora Pasquale, 18-18 alla fine, 1-1, rigore, fallo di squadra contro Vaghi
di una roba imbarazzante. A volte Scozia si perde in fischi assurdi, rigore, qualcosa di davvero folle, e un paio di falli di squadra su contatti velleitari, ma forse meno. E poi altre situazioni in cui vengono date delle cariche con grande intensità, e che invece sul quale sorvola davvero incomprensibile il modo di arbitrare dell'arbitro vercellese, incomprensibile. Ora Vaghi che ha la meglio su Pochettino, bravissimo Vaghi a saltare netto Pochettino il 2009, poi torna da Pasquale, ma la palla salta proprio sulla stecca di Enea Pasquale che la lascia lì dietro porta. Del possesso di Barbieri, stanche tutte e due le squadre, esce Pochettino, entra Cunegatti. 17:37, 1-1. Punizione all'angolo per l'Amatori Modena. Bozzetto, bravo Bozzetto, indubbiamente per distacco il migliore dei suoi dopo Moncalieri ovviamente. Tessarolo e mezza a due, bravo. E poi Bozzetto, punta di velocità ancora di Bozzetto sul pattino di Pasquale, poi Tessarolo dall'altra parte, tiro, deviazione, e poi va a recuperare il rebound e va a servire proprio Pasquale che è dietro porta, c'era dello spazio di qua, bravo Imi a chiudere, poi Moncalieri aggancia Pasquale. Questo è blu tutta la vita. Cosa fa Scozia? No, davvero, datemi un replay perché questa la voglio vedere, perché davvero che va a cacciare con la stecca dietro, colpisce in pieno Pasquale. Questo era cartellino blu per Moncalieri e tiro diretto per il Seregno, e il Modena avrebbe giocato col portiere di riserva. Scozia ha fischiato qualcosa di incomprensibile. Non sono solito criticare l'operato degli arbitri, ma in questo caso davvero, e qui invece viene fischiato il fallo. Vero imbarazzante l'arbitraggio dell'arbitro Scozia, imbarazzante. Qui fallo di squadra con Pasquale che è scivolato da solo fondamentalmente andando in avanti. Il problema è che l'ausiliario è Mele, che è un signor arbitro, e nei 20/40 c'è Scozia. Questo è un problema enorme per una partita tra due squadre che comunque si rispettano tantissimo e che non hanno fatto altro che proporre un buon hockey. Ora Vaghi centrale, Vaghi, poi con i gatti respinge Piazza, Tessarolo, ancora Tessarolo per Piazza, carica dalla propria metà pista a 15 secondi alla fine, trova bene Pasquale, bravo Barbieri, ed è fallo di squadra a favore del Seregno. Sbracciata apocalittica di Pasquale, questo era fallo contro il Seregno tutta la vita, invertito dal signor Scozia, che secondo me ha proprio perso il lume della gestione di questa partita nella maniera più assoluta. Ora Pasquale va fuori pista. Andiamo a vedere cosa succede in Serie A1. Il Giovinazzo alla fine l'ha pareggiata col Valdagno, a 2,45 dalla fine San Amato. Inter il forte avanti 3-1 col Grassetto, il Follonica 1-0 sul CGC. E Monza Lodi, che è la partita della serata, 3-1 con Aleuva e Francisco Bielsa. Alla fine del primo tempo deve ancora iniziare la ripresa, in netto ritardo a Monza. Sempre Imi, Cunegatti, Bozzetto e Barbieri in pista con Moncalieri. Di là c'è Matti Cirino, attenzione. Il 44 del Seregno rischiato da Luca Giaroni, e quindi prova il proprio argentino con un infortunio alla spalla, stringe i denti Matti Cirino. E è della partita. Probabilmente anche Luca Tremolada ha avuto prima un problema all'adduttore in un contrasto.
e non è più rientrato probabilmente per quello, e quindi c'è bisogno, visto anche l'assenza di Marco Tremolada. Ora Barbieri per Bozzetto, gioca dietro porta, ancora Bozzetto, Barbieri va a lottare con Fiazza, poi Cirino arriva e recupera la prima pallina. Occhio alle punte di velocità di Mati Cirino, perché il dolore lo ha alla spalla e ha dimostrato di essere però in una forma straripante. 2 gol e 4 pali a tiene, ma delle accelerazioni che hanno messo in crisi per tutta la partita la formazione vicentina. Stoppa una mano troppo leggero per Pasquale. Adesso secondo tempo più brutto rispetto al primo. Quarto d'ora alla fine, sempre 1-1, 2 gol su rigore, Pasquale e Bozzetto. Il problema è che quello per il Seregno era netto, quello per il Modena davvero un'invenzione colossale di Scozia. Ora Peter Imi Cunegatti, Tessarolo e su Cunegatti sale Fiazza su Imi che smista di prima per Bozzetto. Ancora Peter Imi, capitano giallo-blu. Cunegatti che riesce molto bene a tagliare fuori Tessarolo col corpo fisico per alle Cunegatti, la palla va di là. Moccalieri, la gran parata, vicinissimo ancora al gol il Seregno. Peter Imi, c'è Fiazza che sale. Mati Cirino, via Pasquale, se fosse stato con un passo più avanti. Questa palla pericolosissima in orizzontale data all'indietro. Coraimi scarica Bozzetto, arriva Mati Cirino a prendere Bozzetto, poi Dimone, questa palla morbida, scodellata, e poi ancora Pasquale a recuperare la sfera, ma è lunga e Cunegatti recupera. Ancora Bozzetto, posizione di destra, mette sul secondo palo, arriva in scivolata, poi Barbieri dà fallo contro il Modena, Cirino, poi Moncalieri che va a liberare e a lanciare i suoi molto bene, ma c'è la chiusura difensiva da parte del Seregno che è perfetto nella fase arretrata. Ora Fiazza e Cirino. Tessarolo e Pasquale. Poi Mati Cirino. Prova profondità per Fiazza intelligentemente, e Fiazza recupera anche perché si è sbilanciato Imi. Poi Pasquale va ancora da Fiazza, 8 secondi alla fine, Tessarolo in angolo, Tessarolo tira e Moncalieri deve intervenire, era coperto Tessarolo che è riuscito a tirare anche con un angolo davvero ridotto rispetto alla porta, ma Moncalieri l'ennesima parata, il numero delle parate davvero saremo non so, 20 a 5 penso. Qui Dimone, tiro centrale di Barbieri, si era creato molto bene l'occasione, poi Bozzetto che dalla sua stecca nascono i pericoli principali per il Seregno. Ora c'è Cunegatti, tanto si sta animando anche il pubblico del Palazzo Maschini per un paio di non fischi non dati a Scozia, che non vi commento, la partita riuscite a vederla anche da casa. Il Bozzetto, poi arriva Tessarolo, la palla deviata, c'è Fiazza e dunque Seregno che può andare di là. 11:49, punta di velocità di Mauro Fiazza e poi si mette in proprio, il gran rovescio, la palla che esce di poco e il time out viene chiamato da Matteo Farina, chiama i suoi all'angolo.
11:42, ancora lunghissima, 1-1. Seregno che arriva spesso dalle parti di Moncalieri, dall'altra parte di Mone nella ripresa 2 parate di ordinaria amministrazione, nulla più. Però il gol è arrivato su rigore. Ora Mati Cirino, attenzione a Cirino che gira dietro porta, c'è Fiazza in mezzo, non riesce ad arrivare al compagno. Ora Vaghi che blocca Italia, sempre fuori Tessarolo. Pasquale guarda la porta e tira, poi c'è la deviazione, occhio a Cirino che non riesce a girare in porta, arriva Pochettino, Cirino centrale, Cirino, la palla deviata da Bozzetto, onnipresente Bozzetto. Qui Cunegatti inseguito proprio da Vaghi e poi Fiazza si frappone tra nella sgaloppata di Cunegatti, deve ripartire a giocare il Modena, ragionato. 10 poco più alla fine, 1-1, due rigori perfetti di Pasquale e di Bozzetto su questa pallina deviata, la quale Bozzetto recupera in quest'angolo, arriva Pochettino, c'è Mati Cirino davanti a sé. Cunegatti, mancano 5 secondi alla fine e ancora dalle parti di Dimone non riesce ad arrivare, ma non riesce ad arrivare neanche ora al Modena, davvero spesso è arrivata ai 45. Ora Pasquale, recupera un pochettino, palla persa in attacco, Modena può ripartire ancora con Bozzetto, vedete ha toccato una quantità infinita di palline, pericoli più grandi sono sempre arrivati quasi sempre dalla sua stecca centrale, eccolo qua la conclusione di Bozzetto. Poi Pasquale si aiuta con la balaustra, va a servire Fiazza, una mano! Cerca una giocata di una classe e di una coefficiente di difficoltà elevatissimo. Ora Barbieri, ma c'è Cirino su di lui. Falli di squadra 5 contro il Modena, 7 contro Seregno. Qua Fiazza recupera questa pallina, poi si accentra, ha dello spazio, gancio contro gancio, sarebbe tranquillamente potuto andare con il dritto e invece ha preferito rientrare, ma anche un po' di stanchezza adesso. È rientrato un pochettino, che invece è fresco, con Bozzetto, Barbieri e Cunegatti, il quartetto base, quindi starting five per Matteo Farina. Di là c'è Tessarolo con Fiazza, Vaghi e Pasquale già uscito, Cirino lo preserva ovviamente Giaroni. Qua Pasquale va lungo però nel tentativo cattivo di recuperare sfera, Pochettino, finta contro finta, dritto, palla sull'esterno della rete, poi Pasquale e Pochettino, Pasquale esce con la pallina sulla stecca e fa ripartire Vaghi, prestato alto, bravo, ora scusate Tessarolo, ora per Vaghi, 8:40, Tessarolo prende velocità, scende, carica, Moncalieri ancora sul rebound, c'è Fiazza e poi Pasquale, ancora linea Pasquale per Fiazza. Ora Seregno che è arrivato con anche una discreta dose di fiato, qui sbaglia tutto Pasquale, la sua fortuna è che la pallina che colpisce i parastinchi di Barbieri non prende la direzione della porta di Dimone ma quella dell'angolo e quindi si salva il Seregno, che però commette l'8º fallo, questa volta di Fiazza, che ha tenuto lì Barbieri con il corpo. Questo fallo è sacrosanto di squadra, è l'8º. Pochettino guardato da Fiazza, cerca con un sottogamba di creare pericolo, c'è del traffico davanti però a Dimone. Modena che recupera, 8 alla fine, Bozzetto per Pochettino, se Fiazza, fallo di squadra e questo è il 9º fischiato contro il qui c'è un giallo. Giallo Giaroni. Oh.
Punizione dal limite dunque per il Modena, punizione pericolosa, con un pochettino Bozzetto, la palla colpisce i parasticchi di Tessarolo, ancora Modena in possesso, però ora 9 falli contro Seregno, poi la palla resta lì e c'è il rigore fischiato a favore del Modena da parte di Scozia, che rifila anche un blu a Pasquale. Il problema è che se la steccata è stata data con violenza, questa è cartellino rosso e non blu. Vediamo Pasquale che colpisce l'avversario, quindi il rigore ci sta. Blu a Pasquale, rigore per il Modena. E dunque il Modena, davvero facendo zero fatica, si trova nella possibilità di trovarsi avanti, direi in maniera clamorosa, perché Seregno ha fatto la partita e ha l'unica colpa di non aver messo dentro una quantità di azioni create. Tra l'altro rigore, 2 minuti di superiorità e 9 falli come spada di Damocle, diciamo la peggiore situazione contro Seregno non poteva esserci. E ora vediamo, tra l'altro perdendo uno dei migliori giocatori. Dunque dai 5,40 ancora Christopher Bozzetto, 7,48 dalla fine. Andiamo da sotterra, Dimone è bravissimo, poi Bozzetto c'era lì, Dimone, ed è palla 2, la parata di Pippo Dimone che respinge il penalty di Bozzetto. E ora Tessarolo che va a liberare, ci sarà il power play dell'Amatori Modena e Imi è uscito un pochettino per la steccata presa da Pasquale. Dunque in punta Vaghi, poi Tessarolo e Fiazza, non c'è neanche Luca Tremolada, occhio perché entra lateralmente Imi, ma da lì nulla può contro Dimone che copre il palo. Sarà forse più facilmente lo scarico, un extra pass sul secondo palo. Gioca con Bozzetto, ora Bozzetto entra in area, secondo palo e Imi non riesce a mettere in porta. Fiazza, Tessarolo la chiama, Fiazza deviazione della palla che finisce in tribuna. E dunque a 7:07 dalla fine. Tanto nel derby di Monza, il Monza avanti 4-1 sul Lodi. Ha segnato anche Giulio Piccoli. 7,48, quindi a 5,48 sono passati trascorsi 41 secondi. Tessarolo, Vaghi, la deviazione. Scozia non sa chi dare la palla e la dà al Modena. Tutte le palle contese in questa partita Scozia le ha comunque in ogni caso date alla formazione giallo-blu. Adesso non sapeva veramente chi l'avrebbe in questo caso un bravo arbitro mette una palla a 2 e dice ragazzi non l'ho visto, è uscita la pallina, anche perché erano in 2 su una pallina, era veramente difficile stabilire, invece ha stabilito per la formazione che in questo momento ha il power play. Era opinabile l'operato del direttore di gara. Ora mette dentro questa pallina Peter Imi, ora Peter Imi, rovescio, Dimone è bravo, poi Vaghi, tiene pallina Luca Vaghi, nell'angolo 1 contro 3, Vaghi la fa saltare davanti a Imi e poi si porta a spasso anche Barbieri. 2009 Luca Vaghi, Fiazza tira, palla larga. Mancano 20 secondi alla fine del power play. Poi vedremo, rientrerà Matticirino e solo lì Cunegatti, palla a 2. Cunegatti ha avuto la chance migliore di questo power play che tra
8 secondi terminerà. Inizione all'angolo, c'è pronto Mati Cirino a entrare. Sono Tessarolo e Barbieri su una palla a 2. La vince Tessarolo, ma c'è Cunegatti. Vaghi che difende, Peter Amy. È entrato Cirino e quindi sono in 4. Attenzione perché Cirino è velocissimo. Ora Cunegatti, 25 secondi alla fine dell'azione del Modena. Poi Di Mone, la situazione più importante della ripresa, questa doppia conclusione del Modena. Attenzione perché arriva davanti a Moncalieri, c'è Bozzetto e bravissimo Luca Vaghi a recuperare questa pallina. Sì, lo ripeterò all'infinito, è un classe 2009. Davvero a volte non riesco a capacitarmene. Ora Fiazza cerca una cosa di una difficoltà estrema, cioè un'alzata e una piccadigna dai 7,20 metri. 5-10 alla fine, 1-1. 9 falli come spada di Damocle ancora sul Seregno. Ma davvero Luca Vaghi, io il focus lo farei su di lui perché ha dimostrato di una maturità che pochi ragazzi di 15 anni, perché farà 16 anni il buon Luca Vaghi il 19 marzo. Viene in mente uno che ha giocato anche tanto con le nazionali giovanili, che è Matteo Galimberti, lui che è seregnese doc, qui ha iniziato, poi la sua carriera si è sviluppata con quella Maria a Monza. Galimberti a 15 anni era, non dico più o meno come questo Vaghi, ma siamo lì. Poi Galimba ha dalla sua tante qualità e condivide con Vaghi anche il lato umano oltre la seregnesità. Ora Mati Cirino e Vaghi, 5-10, 1-1, ancora decidono i rigori. Su azione non si è mai segnato quello di ora intanto Tessarolo, la palla resta lì. Fiazza era ben marcato da Ettore Barbieri, non ha potuto intervenire per un tap-in sulla parte di Moncalieri. Adesso accelerata finale, entrambe le squadre vorranno vincere. Qui è sfondamento di Peter Amy che non protesta, la palla viene lanciata via, ma c'è il fallo di squadra, il 6° contro il Modena. Ora Mati Cirino per Fiazza e Tessarolo. Ora Tessarolo centrale per Fiazza, finta e va da Cirino, non è ancora rientrato Nea Pasquale, che non è, vedo neanche pronto, probabile che entri. Poi Cirino lì tocca la sfera e Moncalieri deve intervenire. Ora Barbieri, Vaghi si disinteressa per andare su Peter Amy. Bozzetto da Cunegatti e poi da Peter Amy. Ancora Amy, bravo Tessarolo, è un 1 contro 1, Tessarolo, poi il pallonetto di Tessarolo, la palla è alta, fallo di squadra, è il 10°. Tessarolo nel posto più sbagliato, anzi perdonatemi, nel posto più inutile ha commesso questo fallo, ovvero dietro la porta avversaria a 40 metri dalla propria, e complici, a 10 siamo arrivati per almeno 4 falli di squadra folli regalati al Modena dall'arbitro Scozia per degli interventi assolutamente non da fallo di squadra. Quindi dai 7,40 andrà Ettore Barbieri, ed è per questo che si è arrivati a 10, perché del compito bisogna partire dal primo, e vi invito, se non ci credete, a rivederveli. Ora Barbieri a 3,38, pallina d'oro per l'amatore in Modena contro Pippo Dimone. Ettore Barbieri fischia Scozia dai 7,40, va Barbieri, finta, Dimone chiude e adesso Barbieri lì, Dimone chiude la sfera, arbitro Scozia finalmente fischia la palla a 2.
Pippo Dimone para un rigore, un tiro diretto, davvero delle situazioni di enorme difficoltà. E davvero Seregno incommiabile, senza tremolada, con Vaghi, adesso qui fallaccio di Kunegatti su Vaghi. Scozia ovviamente non la vede perché era girato dall'altra parte. Matticierino prova la punta di velocità, gira dietro porta, Matticierino gira e poi tira e fa bene perché trova uno spazio. Ora Barbieri, 3-15 con Bozzetto, gran conclusione, un attentato alla vita di Eimi. Palla alta, poi fallo di Eimi, secondo Scozia. Mauro Fiazza, scivola Barbieri e può approfittare. Finta rovescio, Fiazza, qui c'è un affossamento da parte di Bozzetto. Scozia dice che è fallo di squadra, è il settimo per il Modena, 2,58. Batte Cirino per Tessarolo che va da Vaghi. Ancora Tessarolo per Fiazza. Vaghi da metà campo, Boccalieri interviene, va Peter Eimi e ora si va da Kunegatti, poi Bozzetto, c'è Fiazza su di lui, gira di forte, fa protezione, poi Fiazza è bravissimo con Tessarolo, qua attenzione a Kunegatti che se ne va, mette sul secondo palo Vaghi, palla che rimbalza e c'è Kunegatti. Fiazza deve fare protezione con le gatti e poi Riccardo Tessarolo a ripartire dall'altra parte, c'è Peter Eimi davanti a sé e poi Matticierino, una spalla davvero dolorante, Cavaghi per Fiazza, la palla a 100 secondi tondi dalla fine, colpisce l'angolo, il vertice alto e dalla balaustra riparte ancora Bozzetto. Dopo Boncalieri, come vi ho detto, in assoluto è il migliore del Modena. Questa palla dentro a memoria di Barbieri era ottima. Bozzetto era alle prese con la marcatura di Vaghi, non pronto alla ricezione del passaggio. Barbieri, ancora Bozzetto, dentro una pallina che danza davanti alla porta di Pippo Dimone. Ora Fiazza, Cirino per Tessarolo. Ora Cirino, attenzione, prova a accendersi, non ha avuto mai possibilità di correre, ma ha giocato davvero sul velluto Matticierino. Ricordiamo, la prossima giornata sarà il 4 di gennaio, quindi avrà tutto il tempo per recuperare sia Cirino che attenzione intanto Tessarolo, sia Cirino che Marco Tremolada, l'altro assente. Qua Fiazza va a sparare una pallina che è un assist. Tessarolo, incrocio dei pali! L'incrocio dei pali a 28 secondi dalla fine, clamoroso, vicinissimo al gol in Seregno. Fiazza, rovescio e ancora Boccalieri, l'incrocio dei pali a 28 secondi dalla fine per una vittoria che il Seregno avrebbe strameritato, che salvato ancora una volta il Modena. Occhio a Fiazza che pressa, poi Scozia cosa ha deciso? Che sono 5 secondi, credo. Proprio fa fatica anche a respirare Scozia, condizione fisica dell'arbitro davvero, è lì che davvero respira, non ce la fa più. 4 secondi alla fine, l'incrocio dei pali a 8 secondi dalla fine, non rischia Cirino che tira, deviazione 1-1 che va strettissimo al Seregno. Il Modena deve solo ringraziare il rigore regalato da davvero un arbitro che non può fare la Serie A2 per la condizione fisica, per la gestione della partita, per il metro arbitrale che ha mantenuto. Non è mio, insomma, ne ho commentate giusto quelle 300 di partite, ma raramente mi sono trovato davanti a così poca qualità.
Seregno che ha colpito l'incrocio dei pali a 28 secondi alla fine. Dimone ha parato un rigore, un tiro diretto. Seregno che deve però solo ed esclusivamente fare mea culpa per le occasioni sbagliate. Dall'altra parte, ancora una volta per la terza partita tra Seregno e Modena, il migliore in pista è Luca Moncalieri. Questo qualcosa vorrà dire, al di là della qualità di un portiere a cui la Serie A2 va assolutamente stretta. Dunque direi che a nome di tutto il Seregno vi faccio gli auguri di buon Natale e anche di un vincente 2025. Il Seregno conquista il suo terzo risultato utile consecutivo, un pareggio con lo Scandiano, una vittoria a Tiene, un pareggio col Modena, sale a quota 5 punti, che è una quota forse visto il calendario era immaginabile, ma vista questa partita c'è tanto rammarico. Ma così va nell'hockey ed è un Seregno che forse davvero qualcosina in più della salvezza può dire. Ancora una volta da Paolo Virri è tutto, saluto gli amici di Modena che ci hanno ascoltato, un Puccio Moncalieri in primis e poi tutta la banda dei modenesi e tutti i tifosi dell'hockey, buon Natale e buon anno.